Un sussulto di rabbia aveva accompagnato l'ordinanza del governatore Nello Musumeci per avere cancellato la possibilità di far visita ai parenti, perché la Sicilia, aveva detto Musumeci, va chiusa vista la situazione. A malincuore è una decisione che va accettata perché bisogna porre un freno al dilagare dei contagi. Quello che non si può accettare però, perché incoerente, è la decisione dello stesso governatore della Sicilia di mantenere aperte le scuole, una grave contraddizione che ha fatto rivoltare i cittadini costretti al nuovo lockdown. Ad Agrigento le scuole comunque resteranno chiuse. L'ordinanza del sindaco Franco Micichè è arrivata infatti puntuale per la chiusura fino al 30 gennaio delle elementari e delle prime classi delle scuole medie inferiori. E adesso sono le mamme ad arrabbiarsi. I genitori definiscono le ordinanze del sindaco di Agrigento illegittime e irragionevoli. Ma insomma, c'è o non c'è il rischio contagi? E se c'è, è strana casomai la decisione del governatore Musumeci, non certo quella di un sindaco che ad Agrigento è anche un medico. I genitori avranno le loro ragioni, ma non possono cavalcare l'onda di una protesta assolutamente fuori luogo, perché il rischio è reale e se la gente deve starsene a casa o uscire lo stretto necessario, è sacrosanto che lo facciano tutti. Di sicuro si eviteranno i capannelli di mamme che purtroppo si sono visti davanti le scuole di Agrigento come se nulla fosse.